Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti al dramma dell'alluvione. Approfittando della confusione che ancora regna nell'Agordino devastato dal maltempo, i ladri come avvoltoi hanno saccheggiato 2 abitazioni ed un negozio di gioielli di Agordo. Hanno arraffato 1.500 euro e 2 pistole in una casa, 1.000 euro nell'altra ed un prezioso anello nella gioielleria. Indagano le forze dell'ordine costrette ad occuparsi anche di questi gesti ignobili in un territorio che in questo momento ha ancora un enorme bisogno di aiuto e sostegno. Quello che oggi ha chiesto al governo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, visitando le zone disastrate. Il sistema imprenditoriale veneto è pronto ad offrire la propria solidarietà ed il proprio contributo a cittadini ed imprese del Bellunese, ma, ha detto Zoppas, chiediamo anche al governo di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare il picco di lavoro necessario alla rimozione dell'impressionante quantità di alberi falciati dal vento. C'è bisogno di una deroga al decreto dignità sulla parte della flessibilità, evidentemente queste aziende non riescono a portare a termine il loro lavoro o poi naturalmente avrebbero delle conseguenze sull'organico strutturale. Intanto nelle valli si continua a lavorare incessantemente perché se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare prima che arrivi la neve. Di grave c'è da ripristinare la viabilità in tutte quelle zone dove magari un ponte è crollato, dare un ponte provvisorio affinché anche le frazioni più lontane possano non abbandonare le case perché non ci si potrebbe più arrivare. Poi sono quelle di dare l'acqua con stabilità nella zona più a nord di Roccapietore perché in questo momento ancora hanno un depuratore provvisorio, quindi si spera che invece arrivi il ripristino dell'acquedotto e poi anche verificare che la corrente elettrica non ceda alla prima nevicata come successe tanto tempo fa.